Sono con Gabriele Tiella alla fine della partita tra Roller Bassano e Hockey Breganze. È una partita giocata a un buon ritmo alto che ha visto premiare la squadra di casa che con 2-0 si porta a casa i 3 punti. Te l'aspettavi un Bassano così in pista, così diciamo disposto bene, perché tatticamente si è messo bene il Roller? No, no, certo, il Roller ha fatto la sua partita, l'ha fatta bene. Purtroppo oggi siamo mancati noi dal campo, diciamo, perché abbiamo fatto troppo poco. Troppo poco in fase offensiva e un po' troppo leggeri in fase difensiva a tratti. Dopo, vabbè, il secondo tempo eravamo più all'arrembaggio anche in difesa per cercare di recuperare più le palline, perché il Roller alla fine ha iniziato dopo 2 minuti dalla ripresa sul 2-0 a tenere palla a 45 secondi e sono stati bravi ad arrivare in fondo con questo vantaggio alla fine, no? Ti voglio chiedere una cosa, soprattutto riguardante il primo tempo. Ho visto un Breganze che è partito a trazione, diciamo, posteriore, con una linea abbastanza verso la vostra porta. Sei partito volutamente per sfruttare il vantaggio del contropiede, sapendo che il Roller tende a allungarsi molto, o una motivazione per questo inizio di partita? Guarda, visto un po' le ultime partite anche del Roller, avevamo visto che ha delle fasi un po' altalenanti anche in difesa, quindi a volte resta molto basso, a volte si alza uno e quindi abbiamo detto iniziamo a giocare un po' più tranquilli dietro, vediamo se mi lasciano degli spazi da giocare dopo giù la palla dietro la porta. Insomma sì, è stata una scelta. È Ok. stata una scelta, dopo abbiamo un po' cambiato, abbiamo iniziato a giocare in maniera un po' diversa, però sì, all'inizio era stata una scelta tattica, diciamo. Un Breganze che ricordiamo saldamente primo in classifica, non è matematica ancora il primo posto nella regular season, ma diciamo che è quasi vicino. Un Breganze che diciamo punta alla 1, giusto? Sì, beh, intanto per essere primi dobbiamo vincere le prossime due perché abbiamo perso 2 partite nelle ultime tre, quindi il coraggio si è fatto sicuramente sotto. E detto questo, noi abbiamo questo mese di aprile che sarà per noi importantissimo per ritrovare la quadra che abbiamo un po' perso, che ci può anche stare su una stagione lunga come questa. E quindi in questo mese noi dobbiamo ritrovare il Breganze, dobbiamo ritrovarci e dobbiamo prepararci ad affrontare i playoff o primi o secondi, quel che sarà. L'ultima domanda, non ho visto entrare Agostini, ha un problema fisico che non ha giocato un giocatore importante come lui, sono rimasto che non sia mai sceso in Beh, pista. Agostini ha ricominciato questa settimana ad allenarsi perché per l'infortunio che aveva avuto al dito e quindi diciamo che per la prossima partita spero di averlo, magari non al 100%, però a 2 settimane per recuperare dato che riposiamo la prossima. E l'altro che non ha giocato è stato Costenaro, che anche lui sta passando un piccolo periodo di problemi fisici dovuto a uno scontro che ha avuto su una partita e quindi ho preferito non utilizzarlo. Ecco, nel momento che loro due rientreranno il Braganza sarà anche un po' diverso e avremo più rotazione e più scelte, diciamo, ecco. Quindi faccio un in bocca al lupo a Mister Tiella e al Breganze. Crepi il lupo, in bocca al lupo a voi.